Teresa D'Avanzo. Ho ascoltato con interesse la grande confusione che c'è stata fino adesso in questi discorsi. Ci sono molte cose che non mi sono piaciute, alcune addirittura mi hanno dato fastidio. Devo dire che alle spalle ho 7 anni di studi teologici e qualcosa della Chiesa ho conosciuto e ho studiato anche l'islamismo, tra le altre cose. Tra l'altro da insegnanti molto rispettosi di questa religione. E io adesso ho appena sentito un tipico discorso di una cultura teocratica. Ho appena sentito dire sì, la Chiesa è quell'elemento che deve equilibrare le forze. Noi siamo in una democrazia, siamo in un paese non teocratico, vogliamo la Chiesa che fa la Chiesa e lo Stato che fa lo Stato. E di predicozzi sul fatto che la Chiesa deve condizionare le scelte dello Stato non vogliamo sentirne parlare. Mi dispiace per l'amico islamico, ma qui funziona diversamente. Qui funziona intanto... Ma comunque la Chiesa sta facendo la Chiesa. Attenzione, posso finire? Mi lasci finire? Grazie. Allora, intanto attenzione, non confondiamo l'opera caritatevole della Chiesa con l'unica missione che ha. La Chiesa ha la missione di evangelizzare, cioè di annunciare la lieta novella. Gesù è risorto. La Chiesa ha un problema in questo momento molto serio, te lo dico da cattolica, ha un problema di comunicazione molto grave con il popolo di Dio. Sta cominciando a comunicare in maniera che non è la maniera di San Francesco, di Sant'Antonio, la maniera che il popolo di Dio ha conosciuto e che ha creato tanta devozione. Sta prendendo degli atteggiamenti anche a livello elevato, importanti purtroppo, non come ci hanno insegnato i grandi santi, che parlavano col cuore e di cuore al popolo di Dio. E il popolo di Dio, i cristiani, che per noi sono il popolo di Dio, ascoltavano e seguivano, lasciando anche da parte i vertici della Chiesa, in tempi storici a noi notissimi, perché li abbiamo studiati a scuola. Quindi non facciamo confusione fra i vari livelli. Non c'è nessuna confusione. Ricordiamo... È lei che sta facendo confusione. Scusi, lei viene da un'altra cultura e vuole insegnare a me il cristianesimo. Io non le insegno l'islamismo e lei non insegna il cristianesimo in una cultura mondiale. E lei bravissimo. Allora in questo momento lei ne fa un fatto politico. Allora, la questione di dare dei piazzisti ai politici per raccogliere addirittura degli accattoni, per raccogliere, e io non sono leghista, le assicuro. No, ma lei è... Zaia con noi non parla, quindi sono assicuro che non siamo leghisti, noi di indipendenza. Ah, sono peggio, e lo dice lei, vero? Sì. E lo dice lei, perché viene da una cultura diversa, in cui le cose si pensano in maniera diversa. Poi tra l'altro sono una donna e quindi sappiamo benissimo che allora vuole fare anche il pietismo della donna? Non c'entra la donna, non c'entra Bene, allora, quello che deve essere chiaro è che se gli alpini, uomini d'onore, hanno avuto qualcosa da ridire, io rispetto la loro posizione. Va fatto un chiarimento, naturalmente, e non va naturalmente utilizzato dal signor islamico per dire che i cattolici non sono bravi e dal signor leghista per dire che ormai siamo arrivati alla frutta. Posso fare una domanda? Allora, noi stiamo parlando... Cosa vuol dire un islamico, scusa? A me non interessa. Islam, sottomissione. No, islamico, cosa vuol dire? Lo sai? Beh, ascolta, Islam sottomesso. Vede che lei non capisci niente. Muslim, ecco, allora io non devo capire tanto la sua religione, signore, perché io sono a casa mia e capisco intanto la mia. Poi, naturalmente, quando avremo occasione di discutere, ne discuteremo. Stiamo parlando di una messa, una celebrazione religiosa, ok? Stiamo parlando degli alpini e stiamo parlando di uno Stato libero
libero in cui ancora si va a votare, si fanno delle scelte, e di una Chiesa libera che si occupa del suo settore, che certo non si deve trasformare in una distribuzione pasti come ultimamente attraverso organi, diciamo, si sta palesando. Non è questo la Chiesa deve cominciare a comunicare in maniera migliore con la gente, come faceva San Francesco, come faceva Sant'Antonio. Il popolo di Dio deve ricominciare a capire cosa gli sta dicendo la Chiesa, in modo che tutte queste cose di cui stiamo discutendo questa sera, che il direttore, che è un uomo intelligente, ha detto sono acqua fresca, gli articoli sul giornale sono acqua fresca, e quindi non mi interessa la politica contro la Lega, giusto? Non ho detto testualmente sono acqua fresca, ho detto che si è ridimensionato molto il discorso. Bene, direttore, tu riporti veramente nell'alveo il discorso, un chiarimento che andrà fatto tra gli alpini che vogliono dire la loro preghiera, che ho 80 anni che dicono, quindi non si capisce qual è il problema, e lo Stato che farà lo Stato. Zaia non c'entra, la politica e la Lega non c'entrano.